Torniamo a rimpolpare la lista delle grandi questioni sociali che ormai sono una costante della nostra regione e che non solo non vengono affrontate, ma che assumono quotidianamente una dimensione sempre più rilevante. Con questo emendamento proviamo a ragionare sul tema delle difficoltà che molte famiglie hanno avuto e hanno rispetto al pagamento del canone d'affitto. Come sappiamo, rispetto a questa questione, fino a qualche anno fa esistevano una serie di strumenti che venivano messi a disposizione delle famiglie che per ragioni temporanee o strutturali erano impossibilitate da pagare l'affitto della propria casa. C'era un fondo nazionale affitti che era finanziato con oltre 300 milioni dal governo nazionale, c'era il fondo morosità incolpevole che andava appositamente a intervenire in quelle situazioni in cui per cause di forza maggiore la famiglia non era in grado di pagare l'affitto ed evitavano anche che il fenomeno drammatico che è una condizione temporanea di difficoltà o di povertà potesse sfociare in una condizione di vulnerabilità e di emarginazione sociale ben più grave come quella in cui si trova una famiglia che è costretta a lasciare la propria abitazione perché non riesce a pagare l'affitto. Come purtroppo sappiamo, il governo Meloni ha tagliato sia il fondo della morosità incolpevole sia il fondo affitti a sostegno delle famiglie in difficoltà. Guardate, stiamo parlando di una manovra che nella sola regione del Veneto rappresentava un contributo nazionale di oltre 28 milioni di euro che arrivavano e che la regione girava ai comuni del Veneto per sostenere tramite l'intervento dei servizi sociali esattamente le famiglie in difficoltà al fondo affitti. Ora io mi chiedo come sia possibile che in questa regione accade un fatto del genere, cioè mancano dal bilancio degli enti locali 28 milioni di euro per andare ad incrociare un bisogno così sensibile come l'emergenza abitativa e il bisogno della casa, senza che in questa regione si muova una foglia, senza che nessuno dentro la giunta e dentro la maggioranza senta la necessità, il bisogno, l'urgenza di intervenire dentro una frattura con dimensioni anche drammatiche che abbiamo misurato moltissime volte in questi anni. Non a caso negli ultimi 2 anni in questa regione è esploso il numero dei casi di sfratti, di ordinanze dei tribunali per abbandonare una casa a causa appunto della morosità rispetto alle locazioni e non a caso anche in questa regione il tema dell'abitare è diventato un'emergenza che non riguarda più soltanto le marginalità, cioè le persone che versano in una condizione di povertà assoluta o di povertà strutturale, ma che riguardano tantissime famiglie che attraversano una fase di difficoltà. Pensate ad una famiglia in cui uno dei 2 membri del nucleo familiare perde il posto di lavoro, pensate ad una famiglia nella quale si verifica in maniera del tutto impensabile un bisogno sanitario connesso a una non autosufficienza. Ecco, a noi ormai praticamente tutte le regioni d'Italia hanno seppur con risorse limitate, sopperito a questo taglio nazionale del fondo affitti con risorse proprie. Credo che la regione del Veneto sia una delle poche regioni, sicuramente è l'unica regione del nord Italia, a non aver ancora rifinanziato attraverso risorse regionali proprie il fondo affitti. Guardate che poi mi si può parlare di eccellenza, di scelte e mi si può parlare di vicinanza ai bisogni delle persone. Io vi chiedo cosa c'è di più urgente per una regione che fa del benessere e dello sviluppo territoriale una misura della qualità della propria vita, non ritenere indispensabile, obbligatorio, prevedere strumenti di sostegno per gli affitti, per le famiglie in difficoltà temporanea. Anche questo è un emendamento che presentiamo ad ogni manovra di bilancio, l'abbiamo fatto nel 2024, lo abbiamo riproposto nel bilancio del 25, lo riproponiamo oggi con questo assestamento, peraltro chiediamo 1 milione di euro quando in realtà sappiamo benissimo che servirebbero cifre molto più rilevanti per poter intervenire su questo bisogno sociale oggettivo. Sappiamo che c'è un parere contrario
potete far finta di non vedere il bisogno abitativo di questa regione che travolge il ceto medio, a proposito quando non c'è più la borghesia, ma anche se votate contro questo emendamento, anche se non vedete la mucca nel corridoio che è costituita dalle famiglie in crisi abitativa, il fenomeno esiste e non consentire un supporto e un sostegno a questa fascia di popolazione e a questo bisogno sociale fa parte di una delle tante scelte che non avete il coraggio di fare.